Oggi è su presente su venidore di su consorzio di pubblica lettura Bustiano Usatta su nistaos argomento di su consiglio comunale de Nugoro convoca un'adunanza aperta conforme all'articolo 32 del suo regolamento. In prusas amministrazione comunale completa bivini su consigliere regionale Roberto De Rio e Daniela Forma, su capogruppo de Forza Italia Pietro Pittalisi, su commissario di su consorzio Vannina Mulas, su direttore, una rappresentanza dei dipendenti della biblioteca e di su consorzio proso servizio bibliotecario. S'argomento desa dobiu vitis a crisi desa biblioteca Usatta, una desa sprusi importantes istituzioni culturali de totus a Sardigna, chi este in difficoltà de medas annos. Sos problemas sono un aschioso cando canabuliusas comunidades montanas, chi de vachiana a parte, chi non sta tutto, chi no ana adeguao a postir desar modificas. Un consorzio we bisuna su manco a maniera formale, su comune de Nugore sa provincia, chi diana de pesponne su dinare pro garantire su funzionamento desi struttura, ma in si statuto desa biblioteca est intervenias a legge 2 de su 2016 chi escusa chi pertocca tasos ente locales facendela diventare regionale. Una decisione che su comune s'opposizione dei centrodestra ha definito una bardana desa sprendas culturale de Nugoro, mentre se pro su centro-sinistra est una decisione de profetto per assicurare su venidore desistituzione. De cui è naschia una contierra istituzionale che in su comune de Nugoro, che in sa schida scoladas hanno a che più versare su dinare de competenze a sua. Sa giunta regionale però no attaga lo emitius a delibera propicare in carico a biblioteca, dunque sa questione firma esponendo in crisi su funzionamento desa biblioteca i 70 novas desa giunta regionale. Sos carabinieri si desa compagnia de Nugoro, diretta dai su maggiore Alessio Falzone, su Vinecchi da Colau, hanno fatto uno scantos controllos in medas esercizios pubblicos o circulos privaos in su territorio de competenza. Sar violazioni contestadas su medas che bassias a sos esercentes de che 8 denunzias a pede liberu. Intre sar violazioni penales contestadas su possesso dei schedas Sky o Mediaset Premium Frassas, impreadas a pro proiettare partiar de vubalu in locales pubblici o pro aumentare sos clientes, violando esa legge chi previditi sanziones e chi hanno dai minimo 3.000 euro a massimo 30.000. Sos carabinieri hanno assicire vinzas in su venidore che in sos controllos in sos esercizios pubblicos e in sos circulos privaos pro averguare su rispetto de sos requisios amministrativos e igienico sanitarios. In sa gara valida prosa eser zorronadas de andata de su campionato regionale de Serie D a pallacanestro Nugoro a perdio che in su custattari. Sos sirvones hanno cominciato bene, ma sos stattaresos hanno bocausazza a metà de partiares e sinde allor frenare. A pallacanestro Nugoro a pustir de sos risultato generale a barrata che in 2 puntos in classifica. Tornando a sa partia che se zirbiendes a formazione allenata da Marco Moledda ha cominciato bene a gara, tancando sa prima frazione in vantaggio che in su punteggio di 23-2, ma in sa seconda frazione non resissi a sicchire che in sa mattessiazza e su custattari a cominciare a mezzorare tancando che in su punteggio de 7-2. Su vantaggio de 6 puntos però non l'er bastava a Sonnogoreso so prusi che girare una vinchida e so stattareso so difattisi sono torraus in campo prontos a si la giocare punto pro punti antan causa e 3 frazioni e 22-3. Sonnogoreso sana chircao in cada maniera de recuperare so 3 puntos o in prusu ma l'ultimo quarto che sta acabando in paridade, condannando a pallacanestro Nugoro a perdere sa partita. E scominciamo a in Nugoro sul progetto Formazione in Campo, promoviuto dalla delegazione provinciale della VGC in collaborazione con il Sassozio Italiano Arbitros e il Sassozio Italiano Allenador de Vubalu. Essa prima volta che Nugoro pone in campo un progetto che a sapunna de vacher formazione proporre traballare come dirigentes in sa sociedades giovaniles e dilettantisticas. Su curso previditi 7 appuntamentos pro dirigentes tecnicos de esas squadras de Vubalu a 11 e a Chimbe, maschiles e femminilese. Un altro obiettivo de su corso è scusso de indicare a su dirigenti sportivi sos principios pro acquirire una professionalità necessaria a gestire una società calcistica come chi sia un'azienda.
Giulio Mingioni, delegato desa VGC de Nugoro, Pinuccio Bertulu, presidente de Saia, e Pietro Olianas, presidente de Saiac de Nugoro, hanno dato su benevennio a soscursistas. S'argomento desa prima lezione viti la formazione dei dirigenti delle società di calcio e integrazione tecnici arbitri. Sorrelatore si vini Roberto Brancivorte, desassozi italiano arbitroso, e Manuel Manca, responsabile desattività de base VGC LND de Nugoro. A postir de 2 annos, da esaviu de sas proceduras pro su piano de rilancio de su Nugoro, sos progettos ammaniaus da esa mesa de partenariau, che in sa direzione regionale si sono perdius in sorguruttor de sa burocrazia casteddaia. Pro como sas promissas fattas su bindichi de tribulas, sa die de sa firma de su protocollo d'intesa, su nugalo a sabberare ca sa regione non ha formau mancu sa commissione che depiat esaminare sos chentuchimbanta progettos presentaus. Desorbandos non si schinnudda, e cosa pro grave puru sa regione parete che si sia tirmenticata de su piano pro su cale ha posto 81 milioni di euro. Pro espressare su pistichinzu e su dispiacere e propicare provvedimento contra sa regione, undica sozior de categoria, rappresentativos de totus os compartos, hanno convocato una conferenza stampa pro clarire su chi pessana desa chi parete una promessa mancata e chi s'annangheta totus as atteras fattas in custos annos o desa amministrazione regionale di turno. A Saddobio, coordinato da Roberto Borgnoli, presidente desa Confindustria desa Sardigna Centrale, hanno partecipato rappresentanti desos atteros assozios, tutto concordes in sa denunzia de quest'attera beffe desa regione, che a postir de espediu a sos assozios e a sa istituzione de su territoriu de presentare progettos, los hanno mantesor firmos o senza crumpire sas formalidades e burocraticas a previder de su piano. L'edizione 2017 del calendario storico de Sarma de sos Carabinerisi è dedicata a un viaggio in sa maniera de rappresentare sos simbolo suoso, da esa grafica de sottichentos a sar nuovo a su futurismo a s'arte moderna, hanno mostrato sa carabina, chi ponete su numen a Sarma, selmo de sos corazzierisi, chi sono sa guardia di onore de su presidente desa Repubblica, sa banda ruia de sa divisa, su bascu sa giberna. Una pubblicazione che da esa prima edizione in su 1928 biete andando a manutentas ammentu de mizzar de carabinerisi che hanno prestato servizio de cando s'armer naschia in su 1914 che in una veste editoriale elegante su pro desar vortas fatta da artista famaoso. S'edizione de quest'anno puru, istampata in 1.300.000 copias, l'hanno presentata a Custumanzano in tutto su territorio nazionale che in una cerimonia ufficiale in si scuola ufficiale de sos Carabinieri de Roma in Nugoro su calendario l'hanno presentato che in una conferenza in stampa presente su colonnello Saverio Ceglie, comandante provinciale dei sos Carabinerisi, e su maggiore Alessio Falzone, comandante della compagnia dei Nugoro. Erisi su Cussizio regionale ha approvato a unanimità una modifica su comma battoro dell'articolo 29 della legge che pertocca tasa assentu desos entes locales, ove si stabiliti che la regione a subentrare all'amministrazione comunale in sa gestione della biblioteca asatta pezzicando a supprimere sa provincia. Accanto parete sa gestione desa asatta torrata su consorzio e dunque su comune di Nugoro chi commo a deppere versare sa quota che li spettata e sta a narrare 293.000 euro. Un bello risultato per l'amministrazione comunale che punnavata alla mantenere sa gestione dell'istituzione culturale. Desumate si parre per Tore Sulas, capogruppo de PD in Cussizio comunale, che nata che pro una volta a Castello a perdiu e si spera este che sia pezzi su cominzu de un cambiamento. Non è d'accordo in bezzese su Cussizeri de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu, che è sconvinto che chi in emendamento approvau erisi se mustorrasa a suo punto de partenza su comune de Nugoro de pepponere sa quota sua. Deo l'usò pedinde da meses, annausaio e apo presentare un emendamento in s'ultimo Cussizio comunale puru. Prosaiu non ber mai stau su pericolo de perdere sa biblioteca, prusa prestu cussu de non bessere su dinare necessario pro su funzionamento.
Se emendamento approvato erisi, ripetit una questione clara, che su comune deve versare sa quota sua su consorzio. Secondo usaius, emendamento non data garanzias a su comune, anzi si rappresentat un pericolo in prusu ca commo torrat in iocu per sa provincia. E commo, concluit Isaiu, tocca per i debieresi su bilancio bisunu sordu 193.000 euro o si su comune deve pedire custo spuru a sa regione. Pensando a su referendum de su battor de Natale, quando sos italianos hanno depere votare pro sa riforma costituzionale approvata in Parlamento, sos presidentes e PD de Sardigna, Pigliaru, de su Friuli, Serracchiani, de sas provincias autonomas de Trento e Bolzano, Rossi e Compaccer, chi su sette de Santu Gavine ana scrittu sa carta de Udine, chi pertoccat su ruolu de sas autonomias speciales e in s'ambitu de sa riforma costituzionale, custu Manzanu hanno consegnato su documentu a su ministru de sa riformas Maria Elena Boschi. Sa presidente Serracchiani ha sottolineato che sa riforma costituzionale est de importumannu pro sa regiones e sas provincias autonomas e si specialidade issoro est necessaria pro s'Italia. Che in sa posizione nostra, annau Serracchiani, nos cherimus piccare sa responsabilidade nostras e custu cheren narrer a collaborare chi su governa a manera leale, ma vinzas a chi commo amus un'intesa forte che ha permettere a sa regiones e a sas provincias autonomas de ammodernare si specialidade issoro ed essere regalo pur fortese. De sa carta de Udine deva vedata Ugo Capellacci, chi nata chi este un atto brivu de calesi siat effetto giuridicu. Si diata a colare sa riforma, si specialidade di attessere in periculu, nata Capellacci, siat pro su quadru giuridicu novu, uve ata essere inseria, siat ca una volta modificau si statuto, s'autonomia che veniti cancellada in favore de sa clausola de supremazia de si Statu centrale. Sono bindichimizza sas aziendas sardas de su settore agroalimentare interessadas de su regolamento europeu chi dae su trechi de Natale a imponnere s'obbligu de ponnere in sas confeziones de sos produttos un'etichetta che in sas informaziones de su valore energeticu, un impinnu nuovu pro sos produttores chi si non lu rispettano arriscano sanziones chi poden arribare a de che 8.000 euro. Pro cussu sos assozios de categoria sono traballande per aiutare sos iscritos issoro. Eris sa Confartigianao Impresa Sardigna promovi in Nugoru un seminario pro esplicare sa novidades de su regolamento europeu e presentare un'applicazione che permettiti de stampare sas etichettas che in sa declarazione nutrizionale moghende da una banca datos de 2.000 ingredientes. Un sistema studiato pro semplificare una procedura che sas aziendas pro minores non si poden permettere. A s'addobiu vatu in s'Eurohotel han appicau parte Pietro Mazzette, segretario provinciale del Confartigianao Nugoro Zastra, Alfredo Croce, amministratore de Primo Label, sa sociedade che ha fatto s'applicazione, sos imprenditore ervenios dai totu sa provincia che han deppe esponnere sas etichettas in sos produttos issoro. In sos primos 6 meses de su 2016 in Italia battapi un aumento de su 19% de sos reatos a dannu de sas persones chi in prus de 60 chimbannos, chi medar volta spiccan a pare chi in malincrenioso chi lo strampana e lo si robana. Pro informare sos cittadinos e non pezzi sos anzianos, sa Polizia de Stato ha lanciato sa campagna Non siete soli, chiamateci sempre, chi in duor videos ideaos dai Gianni Ippoliti, chi in sa collaborazione de sos attores Fabiana Latini e Giovanni Platania. Erisi su primu video l'hanno posto in su profilu Facebook de sa Polizia de Stato. S'obiettivu de sa campagna de sa Polizia è scussa de informare sos cittadinos, mescamente sos anzianos, a dare cara quando calicunu sonat a sa ianna e si sono persone disconnottas si deppe muttire diretto su chente trechi. In custos annos, si leghet in una nota de sa questura de Nugoro, sas campagne
campagnas mandadas da innantir de sa polizia na più risulta orde profettu. Sos anzianos sono sempre prus informaos supra sas trampas e su prus de sas bortas sono issos mattessi chi las facen fallire. Totus os cittadinos sono a s'alerta e denunzian custos reatos azzudande su traballu de sas forzas dell'ordine. Riappropriarsi della democrazia est su seminario promoviu eris in Nùgoro dai s'uffissiu diocesano pro sos problemas sociales e su traballu, che aiat pro argumentus a crisi de sa democrazia rappresentativa a dannu de sos diritos de sos cittadinos e sa distanzia sempre prus manna intre classes dirigentes e populu. Pro faeddare de sa chistione biviti Mussennor Mario Toso, piscamu de Vaenza Modigliana, che est istadu segretariu de su Custizu Pontificiu de sa Giustizia e de sa Pache e chi est unu de sos prus mannos espertos de dottrina sociale. Sos traballos los at coordinaos Don Pietro Borrozzu, direttore de s'uffissiu diocesano pro sos problemas sociales e su traballu. Su titulu de su seminario est una frase de Giorge Bergoglio, iscritta cando viti cardinale in una lettera pastorale inviata a sa diocesi sua de Buenos Aires. Mussennor Toso at iscrittu unu saggiu supra s'argumentu per una nuova democrazia, ube va veddata de sa crisi de sa democrazia, ube non sono in periculu pezzi sos diritos politicos ma vinzas cussos sociales. Una crisi de rappresentatividade che interessat a su mundu occidentale intregu. In Italia sos partidos tradizionales e che aian iscrittu sa Costituzione o non bisognu prusu o han mudau pedde. Sas premidas populistas si fachen intendere in totu su mundu che il rappresentantes chi va veddan a sabrente de sa gente, chircande su caminu prus curzu pro risolvere sos problemas. Papa Francesco in s'esortazione apostolica Evangelii Gaudium at inditau su caminu pro torrare a imbennere sos prinzipios de sa convivenzia e de sa democrazia partecipativa. Una democrazia chi ponzat a fundamentu de sas fainas suas su populu e non sos interessos de su mundu de sa finanzia o de un'oligarchia, chi diat cara a sa gente e chi chirchete su bene comune. Nuovi vincoli di bilancio che impediscono anche ai comuni che dispongono di risorse di utilizzarle a beneficio della collettività. Sono queste le difficoltà con le quali si trovano ad operare i sindaci dopo l'introduzione dei vincoli imposti dal bilancio armonizzato. Per protestare contro il governo nazionale e chiedere alla Regione un autorevole intervento in virtù della specialità autonomistica, i sindaci sardi guidati dall'Anci Sardegna stamattina sono scesi in piazza a Cagliari. Si sono ritrovati in piazza del Carmine e armati di fascia tricolore hanno raggiunto via Roma e la sede del Consiglio regionale per manifestare il proprio disappunto per le nuove difficoltà che si frappongono nel loro mandato. I sindaci hanno elaborato un documento unitario sottoscritto dalla maggioranza dei primi cittadini sardi che hanno consegnato alla Giunta regionale affinché lo inoltri al governo nazionale. I sindaci hanno chiarito che non si tratta di una manifestazione contro il governo, ma propositiva per chiedere alcune modifiche alla nuova normativa. Secondo i sindaci, infatti, le nuove regole di fatto penalizzano tutti i comuni, anche quelli virtuosi, che hanno risparmiato e hanno risorse da spendere. Sulla base delle nuove regole che impongono il pareggio di bilancio, l'avanzo di amministrazione può essere speso solo in presenza di determinate condizioni e soprattutto le risorse risparmiate non spese entro l'anno finanziario non possono essere gestite l'anno successivo. Il risultato è la paralisi finanziaria degli enti locali. I sindaci chiedono la rimozione di questo vincolo temporale per poter utilizzare le risorse risparmiate a beneficio della comunità. Altra richiesta avanzata dai sindaci è che, dopo l'accordo sottoscritto nel 2014 col governo sul superamento del patto di stabilità e sulla vertenza entrate, si arrivi ad un accordo complessivo che renda la Regione l'unico interlocutore dei comuni sardi sotto il profilo finanziario. Una lettera inviata all'amministrazione comunale di Nuoro per chiedere al comune di versare la propria quota in quanto membro del consorzio di pubblica lettura a Sebastiano Satta. Questo in virtù delle novità intercorse con l'approvazione dell'emendamento al comma 4 dell'articolo 29 della legge 2 di riordino degli enti locali. Questo perché la gravissima situazione finanziaria dell'ente non gli consente di assolvere al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre. La missiva è stata scritta e firmata dai dipendenti della Biblioteca Satta e dai lavoratori della cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro, che ieri si sono riuniti in assemblea per valutare le modifiche apportate dal Consiglio regionale alla norma sugli enti locali.
Un intervento che i dipendenti della SATA giudicano positivo perché il differimento dei tempi di subentro della Regione agli enti consorziati, si legge nella nota, e la previsione delle modalità di intesa tra Comune, Provincia e Regione contribuiscono al superamento della fase di incertezza sulle possibilità di finanziamento da parte dell'amministrazione comunale, che così riassume il ruolo diretto nel governo del Consorzio fino alla soppressione della Provincia. Secondo i dipendenti della SATA, l'approvazione della modifica alla legge 2 consente al Comune di superare gli ostacoli amministrativi e contabili, da qui la sollecitazione all'amministrazione comunale a versare la propria quota, pari a 293.000 euro, per dare respiro finanziario all'istituzione culturale, salvaguardando in questo modo, conclude la nota dei dipendenti, i beni materiali e immateriali della biblioteca SATA. Per la prima volta in Sardegna un'associazione di categoria nazionale ha deciso di stabilire la propria sede regionale a Nuoro. Lo ha fatto la Confimprenditori, che ha scelto quella che era l'APAN Sardegna, che dopo 15 anni di attività confluisce nella nuova associazione. Stamattina a Nuoro è stata ufficializzata l'apertura della sede con un convegno a cui hanno preso parte il presidente nazionale di Confimprenditori Stefano Ruvolo, il direttore generale Giusico Polino. Gli onori di casa sono stati fatti dal direttore Gianfranco Seddone. Il sindaco Andrea Suddo ha portato i saluti della città. Nel suo intervento il direttore Seddone ha tracciato il bilancio dell'attività fin qui svolta al servizio delle imprese del territorio, sia pure in un contesto molto difficile con la crisi che ha investito tutti i comparti. Anche sul fronte delle piccole e medie aziende la situazione non è stata migliore. Tra i freni allo sviluppo, il patto di stabilità, la difficoltà nei trasporti, la stretta creditizia, ma anche la burocrazia statale e regionale che finisce per favorire le imprese che arrivano da fuori. Ma anche il muro di incomunicabilità tra classe politica e imprenditoriale. Una situazione che Confimprenditori vuole contribuire a cambiare nei prossimi anni. Al termine del convegno sono stati premiati 7 imprenditori della provincia che si sono distinti nel proprio campo d'azione. Per la nostra associazione oggi è un traguardo importante. Inaugurare la sede regionale a Nuoro parte, voglio dire, da un territorio che è con i suoi 1000 problemi, così come altre province della Sardegna, ma vogliamo dare, partendo da qua, delle risposte certe. Vogliamo ritornare a rappresentare quelle che sono le problematiche delle nostre aziende. E questo lo possiamo fare soltanto se torniamo ad ascoltare gli imprenditori, a confrontarci, affinché possiamo raccogliere le istanze e trasferirle a Roma, a chi ha il potere di decidere su eventuali bisogni e necessità che oggi, più che mai, gli imprenditori hanno bisogno di risposte. Chins apertura des ardomus istoricas e des ascortes in Sorbichinaur des Eone Santupredu e risere scominciata l'edizione 2016 de Mastros in Nugoro, sa tappa nugoresa di autunno in Barbagia, sa manifestazione ideata da Esaspen, s'azienda speciale della Camera de Commercio de Nugoro, in collaborazione con sa amministrazione comunale che quest'anno puru facende numerosi spantosos. Nugoro pro 3 dies tappone rimostra sos produttos artesanos enogastronomicos suos, ma vinzas sas prendas costruias in sor museos. Un programma preno e ricco che ta permettere a sor visitadores e a sor nugoresos puru de scoperre cuzzone scubaos de sa cittade barbaricina. Se un Santupredus unu su coro de sa manifestazione, bia maiore sor giardinettos ligan appare custor bichinaos. Artesanos, obistas, sozior de categoria si sono impinnato ormai da promostrare su menzusu de Nugoro in una vetrina de importo che ha a Tonzo in Barbagia, su turismo enogastronomico e culturale di a poter salvare l'economia de su capoluogo barbaricino che in questo ultimo 20 anni ha tavido menguande sul ruolo suo de centro direzionale amministrativo de su territorio che a medas a ufficios pubblicos a Natancao e su comparto industriale stintrao galuprus in crisi. Punnare a valorizzare sa radichinas culturales, sas persones de gabbales che grazie de ledda Francesco Ciuse e ateros intellettuales che hanno dau formas a tenesarda di a poter essere su venidore prosa cittade e prosor zovanos.
Su bottor de Nadale, sos italianos hanno per votare pro approvare o bozzare sa riforma costituzionale varada da su Parlamentu. E Nugoro e sos partios hanno fatto 3 addobbios in favore de su nono. Sos rossomori de Nugoro, chi hanno fatto una schiera su comitao Ballacanò, hanno promovi un addobbio in sotto il grillo pro clarire proite opposizione contraria a sa riforma costituzionale. A maniera particolare hanno sottolineato che in sa riforma si sta usidiata a apoderare di una scanta scompetenza che oggi un in capo a sa regione, da esos trasportos a su turismo, a energia, a ambiente, materias a che esistado di a gestire sichinde logicas contrarias a sos interessos de sos sardos. In s'auditorium de su museo de su costume in Bezzes e bivi s'addobbio promovio de Forza Italia e da su comitao pro su nono. Sos traballos los ata coordinaos su capogruppo in Consiglio regionale Pietro Pittalisi, sos relatore fini sos ex ministros Altero Matteole e Mauro Mauro. Forza Italia este pro su nono, casa riforma cherfia de Matteo Renzi a tammudare sa natura parlamentare de sa Repubblica introduendo un'ispecie de presidenzialismo cubao. In prusu, si dia bin che su nono può dare che Renzi si dimittata e ansandete torra a votare. Soschisuni in favore della riforma in Bezzes sottolineata chi si vinchete su eia su processo legislativo di attessere pur l'estru, non vi di attessere più su contenziosi Stato regionese, si diata a risparmiare in si spesa pubblica grazie a sa minimada de senadores e a sa modifica in sa procedura de elezione. Sos appaltos públicos in Sardegna si che andare male. In sos primo 9 mesi de s'anno, chi ne 720 gara al bandias per un valore de 330 milioni di euro, battà più un calo de su 20% in su numero, mentre si spesa minimata de su 40% rispetto a su 2 mesi bindichi. Escustas a fotografia de su comparto de sos appaltos públicos in Sardegna tirada da Ufficio Studio de sa CNA Impresa Sardegna, chi ha presentato sa relata su presu settore. Sa sozio su talineata che minima da meda sa dimanda de comunes e regione, mentre esti stabile sa situazione de provincias e aziendas speciales, creschet in Bezzes su ribassu vatto de sas impresas, mentre se minimata su numero de sas aggiudicaziones. Come te scapitau a livello nazionale, in Sardegna pur usis un fatto s'intendere sos effettos des entrada in vigore de su codice nuovo de sos appaltos, che ha bisonzu de medas correziones. All'unarrere su Francesco Porcu, segretario regionale de sa CNA Sardegna, e Mauro Zanda, presidente della CNA Costruzioni. Un concerto fatto in auditorium dell'Istituto Superiore Ciusa de Nugoro a causa tappa nugoresa del suo progetto de partenariato strategico Erasmus Plus United in Music, che pro battor diese abidu in Nugoro sar delegazione de studentes de Lituania, Romania e Francia, ospites de sos collegas de su liceo musicale Bustiano Usatta. Sa dirigente Carla Marchetti, a collin de sos ospites, hanno chiesto un progetto che insapunna de torrare e scoprire sa musica folk de sar naziones partecipantes, un'attività de chirca comune de importu e de interesse mannu che in un valore formativo de primore. Sos studentes e difattisi che in s'azzudu de sos docentes hanno approfondiuto sa conoscenza de sa tradizione musicale de sos territorios issoro. Varenos prosa Lituania, Alba Giulia prosa Romania, Bondue prosa Franza e Nugoro prosa Italia. Cada uno ha boccao a pizzu sa radichina musicale suasa che infine se hanno mostrato de essere cambasa de unu matessi arbore, sa cultura europea in tottu sa espressada suasa. In sardie scoladas in Nugoro sar delegazione musicale si stranzasa hanno traballau animo e pare che in sos studenti nugoresos pro ammaniare su sa giuvinale. Unu concerto uve sos studentes che in sar vestes tradizionales e cada uno de sa terra sua hanno mostrau su chi valen su pubblico acudiu. Sos studenti nugoresos hanno presentau su menzu su de sa tradizione musicale sarda e barbaricina a maniera particolare, da esorballos a su tenore, mostrando che questa forma musicale sono galuvivasa e hanno un benidore grazie al finzasa a custor zofano balentes.